Benvenuti in un luogo dove il tempo sembra aver trovato un accordo con la marea. Se Venezia è la dama elegante e aristocratica che tutti conoscono, Chioggia è la sorella più autentica, verace e fiera. Situata all'estremità meridionale della laguna veneta, questa città d'acqua non è un semplice borgo da cartolina, ma un organismo vivente che respira al ritmo dei pescatori e del vento di mare. Oggi partiamo alla scoperta della piccola Venezia, dove la bellezza non è chiusa in un museo, ma scorre libera tra i canali. Chioggia non è nata all'ombra di Venezia, ma è cresciuta sfidandola. Le sue radici affondano nel mito. Si dice fondata dal troiano Clodio, ma la sua vera fortuna è stata l'oro bianco, il sale. Nel Medioevo, le sue saline erano le più preziose d'Europa, un tesoro che scatenò l'epica guerra di Chioggia alla fine del Trecento. Qui si è consumato lo scontro finale tra le superpotenze dei mari, Genova e Venezia. I genovesi arrivarono a un passo dal conquistare la laguna, ma la resistenza chioggiotta fu decisiva. Una storia di sangue, ingegno e mura fortificate che ha forgiato il carattere indomito dei suoi abitanti, quelli stessi che secoli dopo ispirarono a Carlo Goldoni le sue celebri e vivacissime baruffe. Sono Michela, proprietaria insieme a Rita, mia cognata, e a Michele, mio nipote, del palazzo. E insieme andiamo avanti questa attività da ormai 20 anni. Piano nobile riservato a vari tipi di eventi di qualsiasi tipo, perché siamo aperti a qualsiasi tipo di novità. Qui sono passati buddisti, induisti, cristiani, qualsiasi cosa, oltre a fare il rito civile dei matrimoni. In questi 20 anni abbiamo fatto oltre 200 matrimoni. Facciamo belle cose, perché la mia intenzione quando ho iniziato questo lavoro era proprio quella di dare al rito civile, che è sempre stato un matrimonio di serie B, perché non c'era la bellezza della Chiesa o la sfarzosità del rito cristiano, volevo dare un qualcosa in più, e per questo ho promosso questa situazione del rito civile nel nostro palazzo. La casa è un palazzetto del 1600, riconosciuto dimora storica dalla Sovrintendenza di Venezia. È conosciuto come Palazzo Goldoni. A me piace chiamarlo Palazzo Goldoni Carriera, perché la prima proprietaria di questa casa sia stata Rosalba Carriera, una pittrice del 1700, donna, che andava alle corti reali a dipingere personaggi illustri. Goldoni qui c'è passata prima di tutto la sua famiglia, sua madre e suo padre. Poi suo padre lo ha fatto lavorare qui a Chioggia, da lì nascono le baruffe chiosotte, che sono famose in tutto il mondo. Si era innamorato di una ragazza che era qui nel convento di San Francesco, voleva sposarla, se non che poi la ragazza era stata promessa a un marito più facoltoso di lui, e allora lui si è un po' incavolato e se n'è andato da Chioggia. Sono Lara e insieme alla mia famiglia gestisco il B&B Casa di Carlo Goldoni, situato nel palazzo storico Carlo Goldoni. Il nostro B&B è formato da 3 stanze, terra, acqua e aria, e sono delle stanze che comunque hanno un ambiente signorile, e poiché sono situate appunto in questo palazzo storico.
stanze doppie matrimoniali che dispongono appunto del bagno privato in camera. Come servizi offriamo la colazione sia all'interno del palazzo che all'esterno. Per i nostri clienti del B&B offriamo servizi su misura, ovvero i nostri Vivi World Tour su zone come Chioggia, Venezia e Verona. Sono tour privati e personalizzati gestiti da guide italiane che spiegheranno il territorio su misura appunto al cliente. Chioggia, che viene chiamata la piccola Venezia, offre un centro storico importante e pedonale, dove si possono trovare servizi di ristorazione e negozi che sono aperti tutta la giornata. Sulla parte destra appunto della città troviamo la famosissima Riva Vena, dove ci sono i bacari, che sono dei locali molto tipici di Chioggia, dove si possono assaggiare cicchetti e bevande alcoliche. Chioggia è una città molto bella, a mio parere, e a portata di tutti perché offre sia una parte culturale che una parte culinaria favolosa e soprattutto ha uno standard di vita molto alto e ve la consiglio un sacco. Ma cos'è Chioggia oggi? È il cuore pulsante della pesca italiana. Mentre il sole sorge, il mercato ittico diventa un teatro a cielo aperto. Grida, trattative rapide e il profumo del pescato più fresco dell'Adriatico. A Chioggia si vive una vita molto rilassata, siamo comunque isolani, siamo abituati a stare nel nostro, però comunque chi viene a Chioggia può vivere un ritmo di vita molto più rilassato e più lento. Io consiglio comunque di Chioggia soprattutto magari la storicità, quindi il Corso del Popolo, che è il nostro punto storico. Abbiamo un sacco di chiese bellissime da poter visitare, come abbiamo degli scorci meravigliosi, tipo quello del Ponte di Vigo con la sua piazza Vigo, che tra l'altro è situata dove dei vaporetti. Da lì si può prendere magari i vaporetti per visitare le altre isole, come Pelestrina, Murano, Burano. Io comunque amo stare qui proprio perché non c'è lo stesso ritmo, la stessa frenesia che ci sono nelle altre grandi città. Siamo in fondamenta Marangoni, uno scorcio sul canal Vena, molto bello, di fianco tra l'altro a Pescheria al Minuto, quindi il pesce è sempre comunque fresco e è comunque un bello scorcio perché è bello ampio e si vedono comunque molti ponti di Chioggia che sono situati sul canal Vena. Sono Carisi Francesca, proprietaria del ristorante La Sgura di Chioggia. Siamo una conduzione familiare, quindi sempre con mamma, papà e io e mia sorella. E siamo qui ormai da 40 anni, siamo già la seconda generazione. Diciamo che il nostro lavoro è comunque qualcosa che ci appassiona tutti quanti in famiglia, essendo che siamo comunque tutti nel punto della ristorazione. Il mio ristorante offre per lo più pesce, cucina tipica chiogiotta, quindi da noi si può mangiare magari la sarda in saore o la luserna in covercià o magari il sugo alla busara, tutti i piatti che comunque fanno parte della nostra tradizione. Naturalmente con qualche aggiunta un po' più particolare, tipo la nostra parmigiana di anguilla. Una volta i marinai, quando stavano per tanto tempo in mare, dovevano conservare il cibo per lunghi periodi e quindi incoverciare, cioè cucinare con aceto e aglio, che sono comunque dei conservanti naturali, era il metodo migliore per poterlo consumare durante tutto il viaggio. Essendo una conduzione familiare ci mettiamo passione perché è proprio una questione di famiglia per noi e quindi preferiamo che il nostro cliente si senta un po' accolto nella nostra famiglia. Mi chiamo Gloria, il locale si chiama La Stiva ed è La Stiva della Sgura. La Sgura è il ristorante dei miei genitori, proponiamo il loro prodotto in piccolo, quindi non è una cicchetteria, un baccaro classico, ma una cicchetteria rivisitata. Noi proponiamo i piatti del ristorante in maniera più da bistrò. Uno dei piatti che vorrei farvi vedere ad assaggiare è il crostino con il gambero in sapore. Noi usiamo una mazzancolla nostrana servita con una foglia di rosa di Chioggia e bilanciata con la cipolla sott'aceto
e l'uva passa. Una fantasia delle nostre cucine è il cappuccino di pesce. Il cappuccino di pesce è servito in una tazza di vetro e piattino di vetro con una brioche salata a lato, con una base di crema di patate e un sugo della tradizione culinaria chiogiotta. Il carattere della città è tutto qui, nelle calli strette a spina di pesce, progettate per offrire ombra e difendere dai venti. E nei bragozzi, le imbarcazioni storiche con le vele dipinte che un tempo coloravano l'orizzonte. Io la laguna la vedo ogni volta, ogni giorno, una cosa sempre diversa, perché ogni volta ti regala coi suoi colori, le sue sfumature, l'alba, il tramonto, la vita e la fine della giornata. Per me è tutto. È una città che non recita per i turisti. Chioggia vive, lavora e discute con quella parlata che è musica per le orecchie di chi cerca l'Italia vera. Guarda che spettacolo l'acqua. Cioè tu puoi guardarla sia dall'alto e anche da basso, tutto si rispecchia e tutto diventa elegante. Quando sei in laguna è tutto un altro mondo. Diranno che sono anche un po' pazzerella, però io sono nata in barca. Perciò sarà sempre la mia seconda casa. Sottomarina, oltre che ad essere bella, coccola e rilassante, offre dei bellissimi scorci, dei bellissimi tramonti. È un giusto compromesso per tutte le famiglie. E ci sono dei posticini molto tranquilli e sereni, però se uno si vuole divertire ci sono dei posti dove ci si può divertire. Sottomarina è consigliata da tantissimi medici, anche pediatri, perché abbiamo l'aria del mare che fa benissimo per i bambini e anche per gli anziani, insomma per tutti, soprattutto nelle prime ore del mattino. Sono Federica, sono la proprietaria del Bed and Breakfast Residenza Ca' Vittoria e noi abbiamo acquistato questa struttura con la mia famiglia nel 2017, poi abbiamo fatto una mega ristrutturazione e abbiamo aperto definitivamente a giugno 2019. Abbiamo cercato di realizzare delle stanze confortevoli in modo che i clienti si possano sentire come a casa. Le stanze sono state denominate Adriatico, Barena e la stanza Brenta. Sono un po' diversi fra loro per la composizione, nel senso che questa è la stanza più grande, può ospitare 4 persone, le altre 2 stanze che sono un po' più piccoline che ospitano 2 persone. Sono dotate di finestra o balconcino privato. La mattina serviamo la colazione, è un self-service dove si possono trovare dei prodotti tipici nostri. Siamo proprio a 2 passi dal mare, abbiamo una spiaggia molto ampia, siamo centralissimi, però c'è un silenzio assoluto, c'è proprio pace. Noi siamo dislocati su una posizione un po' strategica perché siamo in centro a Sottomarina, quindi siamo a 500 metri dalla spiaggia, in quanto Sottomarina è una località prettamente turistico-balneare, e siamo anche a 500 metri dal centro storico di Chioggia. Ci sono i battelli che partono ogni giorno per la vicina Venezia, quindi un'ora circa ci si arriva in piazza San Marco, quindi è una posizione molto buona. Sono Domenico, titolare della pescheria insieme con mio figlio e tutta la famiglia Pescheria La Felice, che nasce nel 73. Circa 12 anni fa abbiamo pensato di integrare con il solo pesce crudo, abbiamo integrato il cotto. Contentiamo i clienti, che è una cosa che loro organiscono. La maggior parte ci ordina il pesce crudo la mattina, viene a vedere magari cosa abbiamo di fresco, il pescato, e noi lo cuciniamo come più loro piace. Quindi dopo più passano a ritirarlo in negozio, che sia pesce al fritto, che sia fatto al forno o alla griglia, prepariamo tutto noi, il cliente apprezza. Facciamo dall'antipasto ai primi, secondi,
tutti i vari tipi di baccalà, che è il piatto tradizionale, diciamo, per l'eccellenza veneto. A 500 metri abbiamo uno dei più importanti mercati ittici d'Italia. Ci rechiamo al mattino presto, noi andiamo al mercato alle 3 e acquistiamo dai pescatori, dai grossisti. Ci piaceva l'idea di poter accogliere a casa nostra di turisti. Disponiamo di 3 camere, e forniamo la colazione, e diamo la possibilità agli ospiti di acquistare il pesce della nostra gastronomia o di ordinarlo e poi poterlo mangiare comodamente in sala colazioni, quindi sia a pranzo che a cena, se uno viene nel nostro B&B può anche pranzare o cenare con il pesce fresco. Quindi diciamo che questa è una delle cose che ci differenzia e che è molto apprezzata dall'ospite. Alla fine uno può venire qua, è come fosse a casa sua, si prende il pesce, lo mangia, si fa la passeggiata in spiaggia, va a visitare il centro storico. Siamo a 2 passi sia dalla spiaggia che dal centro, quindi è comodissimo. Può dimenticare la macchina e muoversi tranquillamente a piedi e conoscere la città. Costruito in pietra d'Istria nel 1685, il Ponte di Vigo è il balcone della città. Chiude il Canal Vena e si affaccia direttamente sulla laguna, guardando verso Venezia. Un tempo era il biglietto da visita per chi arrivava dal mare. In cima alla colonna di Piazza Vigo svetta un leone marciano, simbolo del dominio veneziano. Tuttavia, le dimensioni ridotte e la fattura non proprio eccelsa spinsero i veneziani e i Chiogiotti stessi a ribattezzarlo ironicamente il Gatto. È il simbolo dello spirito fiero e autoironico della città. La Torre di Sant'Andrea era una torre di avvistamento costruita intorno all'anno 950 e oggi custodisce un primato. Ospita l'orologio da torre più antico del mondo ancora funzionante, costruito da Giovanni Dondi nel 1386. Un capolavoro di ingegneria medievale. Sono Barbara, titolare di Gelatiamo, una gelateria nel Corso del Popolo di Chioggia. La nostra attività è aperta dal 2020, abbiamo una serie di prodotti classici, artigianali, ma anche prodotti dedicati alle persone con intolleranze, senza glutine, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti. I gelati che piacciono di più ai nostri clienti sono sicuramente Sacher, un cioccolato monorigine variegato con una crema di marmellata all'albicocca artigianale. Poi abbiamo un croccantino al rum, anche questo è uno dei nostri gusti di punta. Abbiamo frutta sorbetto senza latte. Abbiamo una proposta di yogurt frozen, uno yogurt molto cremoso che varieghiamo con tanti topping, ma anche frutta fresca e granelle. Crepe, bubble waffle che facciamo con gelato, frutta fresca, granelle e topping. La nostra attività è nata nel 2020, abbiamo aperto questa gelateria nel centro di Chioggia e con me lavorano Asia e Gaia, le mie figlie. Chioggia è una città piccolina, ha un centro storico che adesso è diventato pedonale e quindi si vive un'aria serena, tranquilla, somiglia tanto a Venezia. Quindi il turista che arriva e prende un gelato che è gioia e felicità può passeggiare nelle calli e vivere un'esperienza diversa. Dal primo giorno che sono arrivato a Chioggia ho notato subito questa grande fortuna di avere la laguna vicino casa, quindi prodotti locali sono di eccellente qualità e aprendo il ristorante ho deciso di utilizzare per la maggior parte prodotti locali. Mi chiamo Alfredo. Io sono Elena e siamo del ristorante D'Ombre di Chioggia. Il nostro desiderio era appunto quello di aprire un ristorante piccolino a gestione familiare. Dopo anni di sacrificio
e passione abbiamo appunto deciso di aprire questo piccolo ristorante su una location molto carina. Il ristorante è nato nel 2023 come ristorante Fish Bar e poi abbiamo deciso di fare prevalentemente ristorante. Proponiamo piatti tradizionali come può essere un cassopipa di cozze e vongole con una base di cipolla anziché aglio, sfumato con del vino bianco. Dal pesce crudo al fritto, al pesce al forno, pesci locali fatti al sale. Ci piace appunto proporre materie prime del luogo e ogni tanto rivisitarle leggermente. Mi sono reso effettivamente conto che il prodotto locale della Laguna Veneta ha una spinta in più, quindi sapori più intensi, più persistenti. Venire al ristorante Do Ombre vuol dire assaggiare prodotti del territorio e gustarseli su una vista a mozzafiato vicino al canale. Definisco anche donna la laguna, perché con tutti i suoi tramonti, i suoi colori, le sue cose, per me bisogna anche dire questo. Chioggia è un viaggio per chi sa guardare oltre la superficie. È la prova che la bellezza può essere autentica, spettinata e orgogliosa. Qui non c'è il lusso dei palazzi di Venezia, ma se cercate il battito del mare e il sapore di una storia vissuta intensamente, allora dovete venire qui.